superate solo di strategia, se andavo più lungo ne mettevo in culo a tutti. Il passo ce l'avevo, porca troia se ce l'avevo. Mi sono inculato al terzo posto per aver anticipato troppo il pit, vaffanculo, va. Porca troia. Finita gara 2, è arrivato quarto, ho recuperato 2 posizioni solo di strategia. Se andavo più lungo potevo ambire anche un podio, perché quello che è arrivato terzo si è fermato a 3 giri alla fine. Vabbè, ci vediamo dopo i commenti. Dal primo evento Play Card Veneto con un sorriso che dire a 32 denti è riduttivissimo, perché in tutta onestà non mi aspettavo di essere così veloce al primo evento, e infatti terzo posto finale con tanto di coppa, cioè veramente mi sono divertito un mondo. A parte quello, veramente ho dato fondo a me stesso, ma sinceramente non aspettavo di essere a livello così. Va bene, i primi due, Lemuel e Ulisse, sono di un altro pianeta, conoscono come le loro tasche la pista, e ne vado atto, cioè giù cappello, perché ovviamente loro sono veramente dei fenomeni in quel diavolo. Però essere tra virgolette il primo dei dei normali, cioè con tanto di coppa, quello che il terzo quarto posto toglie, il terzo quarto posto ridà, memoria di quello che è successo a Raceland a settembre l'anno scorso, che per un punto sono rimasto fuori dalla finale. Diciamo che me lo sono ripreso con gli interessi, e in tutta onestà non speravo di arrivare così in fondo alla classifica, al terzo posto della generale di giornata. Riassumendo brevemente, qualifiche, ho fatto secondo tempo della batteria di qualificazione mia a 6 centesimi da Ulisse. Ho detto porca miseria, la cosa comincia a farsi interessante, mi sono detto. Appunto partito terzo, perché praticamente avevano presi tutti i migliori tempi. Sono partito terzo nella mia batteria, perché aveva fatto la pole, aveva fatta Lemuel nel giro più veloce, secondo Ulisse e terzo io. Gara 1, partenza lanciata per ovvi motivi di sicurezza. Partenza lanciata come al solito in quegli atti per motivi di sicurezza, perché partenza fermo si smanta la S veloce prima del tornantino della salita. Pitto, mi fermo perché c'era l'obbligo del pit stop, mi fermo al secondo giro, così almeno mantengo la posizione e mi porta a casa meno punti, e comunque un buon tempo anche, con 36,6, che dopo mi varrà il sesto tempo di partenza per la gara 2, perché da regolamento hanno preso i migliori tempi sul giro della gara 1 per fare la partenza della gara 2, e ovviamente venivano su anche quelli del gruppo B, che era quello non per l'iniziativa di punti, ma perché comunque c'è stata una divisione, era una ventina circa. Gara 2, parto sesto, ho detto minchia, qua si fa dura perché qua è difficile. Ok, azzardo la strategia al più presto, oppure vado un pelo più lungo di prima. Mi sono fermato all'incirca al sesto giro, e fatalità mi sono trovato dietro a Lemuel e a Ulisse, che erano quelli più veloci. Verso fine gara Kimi, che è arrivato terzo, si ferma anche lui, si
sinceramente se avessi allungato di un altro giro sarei forse potuto arrivare terzo, almeno con un giro in più potevo magari prendere vantaggio ed era forse meglio. Tutto sommato a livello di prestazione sono molto soddisfatto, perché sinceramente non mi aspettavo di andare così veloce su un indoor. Sono tra i migliori, che mi fa molto piacere, perché vuol dire che non sono poi così tanto poco come penso di essere. Prossimo evento 23 di aprile in Quelli Chioggia, gara su una pista auto, personalmente non sono mai stato. Vedrò di andare a fare qualche giretto con il buon Lemo e ci stiamo mettendo d'accordo per fare questo piccolo tour per andare a provare le piste prima degli eventi. Restate sintonizzati, mettete un bel like, iscrivetevi al canale per seguire ancora questo mio viaggio attraverso questa mia prima stagione kartistica, che porca miseria è cominciata veramente nel migliore del modo.